Quante ore di guida e di riposo può fare un camionista? Se stai studiando per le patenti, hai iniziato a fare il camionista, oppure semplicemente ti interessa capire com'è questo mondo, seguimi e guarda questo video fino alla fine. Voglio spiegartelo nel modo più semplice possibile quali sono i tempi di guida e di riposo che può fare un camionista, senza creare confusioni o complicazioni inutili. Tempi di guida giornalieri. Un camionista può guidare di norma 9 ore al giorno, ma può arrivare fino a 10 ore, massimo 2 volte a settimana. Tempi di guida settimanali. Ogni settimana puoi guidare fino a 56 ore e in 2 settimane consecutive non puoi superare le 90 ore. Quindi, ad esempio, se una settimana fai 56 ore, la settimana dopo non puoi fare più di 34 ore. Le pause obbligatorie. Ogni 4 ore e mezzo di guida hai l'obbligo di fermarti minimo 45 minuti. Questa pausa la puoi fare tutta in una volta oppure dividerla in 2. Io di solito faccio 15 minuti e poi 30. Ad esempio, prima del primo scarico di solito mi fermo sempre a bere il caffè e mediamente tra caffè e pipì ci vogliono 20 minuti. Attenzione, non puoi fare il contrario. Il tachigrafo ti prenderà 15 minuti e poi 30. Se te fai la prima pausa a 30 minuti, il tachigrafo te ne prenderà 15. Riposo giornaliero. Il riposo giornaliero di norma deve essere minimo di 11 ore, oppure ridotto di 9 ore, massimo 3 volte a settimana. Ricordatevi sempre che le ore di guida hanno un massimo, mentre le ore di riposo hanno un minimo. Riposo settimanale. Il riposo settimanale deve essere di 45 ore. Può essere anche ridotto a 24 ore, ma le ore mancanti per arrivare a 45 devi recuperare entro la terza settimana, ovviamente attaccandole a un altro riposo. Fammi sapere se questo video ti è stato utile. Se ne vuoi altri su questi argomenti, seguimi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!